Siamo stati costretti a chiudere perché le bollette sono passate da 28.000 euro di 2 anni fa pre-pandemia a pieno utilizzo a 88.000 euro al mese, e con piscine quasi vuote perché l'utenza è diminuita a un quinto. Il telo blu a pelo d'acqua, l'attrezzatura in un angolo, la piscina deserta. Da oggi l'impianto di Padova 2000 chiude temporaneamente per colpa del caro bollette. A gennaio il titolare si è visto recapitare una bolletta da 88.000 euro, una cifra ben al di sopra dei guadagni attuali. Dopo quasi 50 anni di attività, dopo aver resistito alle chiusure imposte dalla pandemia, ora la sospensione sembra essere forzata. Impossibile mantenere l'attività con questi costi. Oltre il danno, la beffa, visto che a costare in bolletta sono soprattutto le attrezzature di cui in passato la piscina si è dotata per poter efficientare dal punto di vista elettrico l'impianto, come il solare, il fotovoltaico e un sistema di purificazione per non sprecare acqua. Lì ci siamo impegnati e abbiamo investito, che per i prossimi 15 anni sarà il nostro debito, più di 1 milione di euro in tecnologia. Tutto questo non è servito a niente perché oggi viene tassata anche il fotovoltaico, il solare, tutto quello che abbiamo fatto in tecnologia. La decisione di sospendere le attività è stata comunicata agli iscritti con un lungo post sui social network. Per le attività di nuoto agonistiche i gestori manterranno aperta una corsia negli altri impianti del plebiscito, mentre rimarranno aperte tennis, paddle e palestra, con la speranza che la piscina possa riaprire nei mesi estivi. La vicenda di Padova 2000 non è che la prima ripercussione del caro bollette. Dal gestore l'appello al governo. Al governo siamo andati a richiedere prima di tutto di non applicare l'IVA dell'IVA, perché sulla bolletta, se si guardano le voci, c'è l'IVA per ogni voce e poi alla fine c'è l'IVA di tutto l'importo. Solo l'IVA vale 15.000 euro e quindi è una follia, perché l'IVA dell'IVA è una follia. Ma poi gli oneri di sistema per società, per strutture come la nostra virtuose, che fanno di tutto per non emettere anidride carbonica, per tagliare i costi, per tagliare le utenze, dovrebbero essere premiati, non castigati. E oggi noi non solo ci sentiamo castigati, ma ci sentiamo presi in giro.